Inutile girarci attorno, da sabato sera e per quasi 24 ore nel veneziano la qualità dell'aria è stata scadente, per non dire pessima. Bassa pressione e assenza di vento hanno agevolato la persistenza delle polveri sottili sprigionate nell'aria dai falò accesi per l'Epifania, che una volta spenti continuano ad alimentare le polemiche. Il fatto che aumenti di 5 volte il particolato nell'aria è una cosa molto grave. I PM10 e soprattutto i PM più piccoli, 2,5, che sono quelli veramente che entrano nei polmoni e causano malattia. Questo perciò deve preoccupare la regione e i comuni. Se lo scorso anno i livelli di inquinamento già presenti avevano costretto alcuni comuni a correre ai ripari con ordinanze ad hoc, quest'anno la situazione, pur nel rispetto della tradizione, è sfuggita di mano. In tutto il territorio della città metropolitana le centraline dell'ARPAV hanno rilevato medie di PM10 pari a 3 volte sopra i limiti imposti dalla legge, dalla Bissuola alla Gazzera, da Rio Novo in pieno centro storico a Saccafisola con punte di oltre 200 microgrammi per metro cubo in via Beccaria a Marghera. Nessuno è per eliminare totalmente questa tradizione, non ho sentito una voce, se non qualche esagerato, però che ce ne sia solo uno per comune, per esempio, secondo, che si controlli molto bene ciò che viene bruciato. Già, perché la questione di base è proprio questa e sembra di difficile soluzione. Un conto sono i falò ufficiali, un altro quelli organizzati alla belle e meglio dai privati cittadini all'interno delle loro proprietà. Spesso i privati bruciano di tutto e questo lo sappiamo, è sempre successo. Allora se succedeva in passato, in campagna, perché il panevin era anche un modo per eliminare i tralci, eccetera, va bene, una volta, ma adesso siamo nella situazione peggiore del mondo, pianura padana, assieme alla Ruhr e a Shanghai, sono i 3 posti del mondo più inquinati e non possiamo far finta di non saperle. Insomma, chi osa boato, teniamoci un falò per capoluogo, magari salvando quello di Arcade, ma stiamo attenti perché la situazione sta assumendo contorni punibili penalmente. Una regione che ha l'obbligo di fare interventi per ridurre l'inquinamento e che dà addirittura una deroga invece a una legge che proibirebbe questi tipi di falò, è una situazione che rasenta il penale. Io non voglio buttarla sul penale, ma segnalo a Zaia, che conosco bene come una persona intelligente, non sto parlando di uno che non capisce. Allora c'è questa tradizione, sì, ma devi limitarla.